Panchine rosa da sistemare in tutti i comuni, ben 574 del Veneto. Panchine per dire basta alla violenza contro le donne. L'iniziativa, che ha già avuto il consenso di molte amministrazioni comunali, è partita da Jesus Lei, la brasiliana che ha scelto di attraversare il Veneto comune dopo comune a piedi per scoprire le bellezze e conoscere le tradizioni e le storie dei paesi. La panchina perché io ho camminato da donna e mi chiedevano in tanti se avevo paura e questa cosa mi ha fatto tanto riflettere su questa che è una tematica, dico sempre che è una malattia che non ci sono farmaci che possono curare, che è quella dove la donna ha paura della violenza. Così, dal detto al fatto, ha portato avanti il suo progetto Panchine con una valigia. In questa panchina vogliamo dire questo: prendi la tua valigia con i tuoi sogni, con la tua libertà e vattene, perché non puoi subire. Primo comune a posizionare le panchine rosa, Bardolino. È un'iniziativa mirata a sensibilizzare le persone su un problema che è diventato una vera e propria piaga sociale, e quindi nel momento in cui mi ha proposto di aderire io ho raccolto e mi sono immediatamente attivato per essere partecipe di questo progetto. Anche il governatore Zaia, seduto comodamente in una delle panchine, plaude l'iniziativa. Le panchine saranno delle pietre miliari che segneranno un percorso, quindi se si fa questo percorso in rosa, che è un percorso che vuole parlare di difesa della donna, lo si fa andando da panchina a panchina, da città a città, e quindi un percorso veneto. Dall'altro il contenuto appunto, che è quello culturale, che è quello di civiltà, e penso che debba essere dato atto che questa è una bella iniziativa.